Avete mai pensato a quanto possa essere veloce la giustizia, soprattutto in piena estate, nel cuore pulsante della movida sarda? Cosa succede quando un furto, oserei dire, sfacciato si trasforma in un boomerang per il ladro in pochi incredibili istanti? Oggi scopriremo insieme come la rapidità di intervento ha sventato un furto nel cuore di Asimius, trasformando un gesto avventato in un arresto fulmineo, un esempio brillante di sicurezza che funziona nella nostra amata Sardegna. È successo ieri sera, mercoledì 10 agosto, nel pieno della stagione turistica, proprio nelle vivaci vie della movida estiva di Villa Simius. Lì, in un negozio di articoli da regalo e souvenir, un uomo di 41 anni del posto ha avuto la brillante idea di tentare un colpo, asportare un intero espositore pieno di mobili in argento. Un gesto audace, nel cuore di una serata piena di gente. Come chi vive la Sardegna ogni giorno e segue le sue vicende, so quanto sia fondamentale la pronuncia per la nostra sicurezza e per l'immagine del nostro turismo. L'attenzione costante alle notizie locali mi permette di raccontarvi una Sardegna che sa difendersi. Ma la parte più importante e sorprendente di questa storia è stata la velocità impressionante con cui i carabinieri hanno agito. C'è stato un dettaglio chiave dietro questa rapidità, un elemento che ha reso la loro reazione quasi istantanea. Vi svelerò la chiave di questa operazione tra pochissimi istanti. Immaginate la scena. Il 41enne che, con un gesto repentino, si appropria dell'espositore luccicante. Cerca di mischiarsi tra la folla, di dileguarsi rapidamente nelle vie limitrofe, ma non ha fatto in tempo. I carabinieri della stazione di Villa Simius erano già lì, già in azione. Lo hanno individuato e bloccato proprio mentre tentava di allontanarsi. Nessuna esistenza. La refurtiva? Ancora intatta, in suo possesso. In questo episodio, pur nella sua brevità, ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza collettiva e la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per la sicurezza della nostra isola, specialmente in luoghi turistici come Villa Simius. È un valore che tutela tutti noi e chi sceglie la Sardegna per le sue vacanze. E torniamo a quel dettaglio cruciale che vi avevo anticipato, ovvero l'elemento che ha reso l'intervento dei militari così fulmineo. Le fonti ci dicono che i carabinieri sono intervenuti immediatamente a seguito di una segnalazione di un furto in corso. Sono arrivati nel giro di pochissimi minuti e questa rapidità si è rivelata l'arma vincente del loro operato. Grazie a ciò, il 41enne è stato arrestato in flagranza del reato per furto aggravato e tutti i preziosi gioielli in argento sono stati recuperati e restituiti al negoziante. Un'operazione davvero lampo. Questa storia in Villa Simius ci dimostra che la Sardegna sa reagire. Ma secondo voi qual è il segreto di interventi così veloci? È solo il merito dell'efficienza delle forze dell'ordine o è anche e soprattutto grazie alla nostra comunità che segnala e collabora? Ditemi la vostra nei commenti.